Abitano a Venezia, Mestre, Marghera, Favaro, Murano, in tutti i territori del comune. Rappresentano professioni e generazioni diverse. Molti si sono già impegnati nell'associazionismo o nel volontariato. Tutti non sono mai stati candidati ad elezioni politiche o amministrative. Hanno deciso di esserlo ora, per le prossime comunali di Venezia, con una nuova lista civica, Terra e Acqua 2020. Il sondaggio che abbiamo fatto dimostra che il 60% degli aventi diritto al voto non si riconosce in nessuno dei quattro. Noi diamo voce all'altro 60%. Marco Gasparinetti, storico portavoce del gruppo 25 aprile, si è fatto garante di una rinnovata voglia di partecipazione che si traduce in candidature che riflettono uno spaccato della nostra società. Andrea Zorzi, avvocato veneziano e docente di diritto commerciale all'Università di Firenze. Alessandro Bressanello, attore e regista, cofondatore del Tag Teatro alla Giustizia a Mestre. Chiara Regina, operaia a Marghera, e Sara De Polo, stagionale del turismo a Murano. O ancora Frank Duse di Saccafisola, blogger, identity manager e sindacalista. Sul sito internet e su tutti i canali che stiamo utilizzando c'è una mappa interattiva, cliccando la mappa si possono fare proposte, partecipare agli incontri, suggerire idee a cui non abbiamo pensato, integrare il programma che è un programma partecipato con nuove idee. Il gruppo intende crescere anche attraverso incontri, eventi ed iniziative che si svolgeranno in tutto il comune. Primo appuntamento giovedì alle 19 in Campo Sant'Angelo per parlare di residenzialità. Il primo piano è quello di evitare che le persone che ci abitano vadano via e siano costrette ad andare via. Poi abbiamo un secondo piano, è quello di attirare altre persone a vivere a Venezia, creare nuove occasioni di lavoro non correlate al turismo di persone che appunto abbiano un interesse a venire a stare a Venezia. Terra e Acqua 2020 promette sorprese a breve anche nei nomi degli aspiranti assessori. Il candidato sindaco non c'è ancora, come sarà scelto e quando? Sarà scelto dai candidati consiglieri comunali che nelle prossime 2 settimane sceglieranno qual è il candidato o la candidata sindaco e ve lo comunicheremo il 16 luglio.